Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli della mattina: operazione dei carabinieri di Siracusa che hanno arrestato 12 persone accusate di scambio elettorale politico-mafioso, estorsioni, detenzioni di armi e stupefacenti. Gli indagati sarebbero affiliati al clan Nardo, ritenuta una costola della famiglia catanese Santa Paola Ercolano. E tra gli arrestati dell'operazione figura anche Giuseppe Sorbello, ex assessore regionale ed ex sindaco di Melilli. Secondo l'accusa, Sorbello alle ultime amministrative avrebbe accettato di provare ad agevolare la scarcerazione del figlio di un affiliato in cambio di voti. 5 ragazzi di Agrigento sono indagati per produzione di materiale pedopornografico e per il reato di revenge porn. Avrebbero ripreso un minorenne in atteggiamenti intimi e diffuso il video tra i compagni della classe della vittima. Durante i controlli per eliminare gli allacci abusivi alla rete elettrica pubblica, i carabinieri hanno denunciato 12 persone per furto di energia a Palermo. Un commerciante è stato anche arrestato. Chiudiamo con il calcio. Domani il Palermo di Eugenio Corrini tornerà in campo nel match in trasferta contro il Brescia, rosanero che hanno bisogno di una vittoria dopo il KO di martedì contro la Ternana. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.